Presidente Zaia, c'è un interesse serio al polo della chimica di Porto Marghera oppure no? Che risposta arriva per questi operai e per le loro famiglie? Guardi, c'è assolutamente, anche perché obiettivamente Marghera non può vivere senza questo obiettivo, che è quello di valorizzare la manifattura e quello che di buono c'è nella chimica. L'esempio eclatante è quello di questa azienda, la Vinyls, che ha fra l'altro un piano industriale che sta assolutamente in piedi. E stiamo parlando del ciclo del cloro, parliamo del PVC, parliamo di tutto quello che è questa azienda anche per l'indotto veneto. Almeno 300 aziende lavorano con prodotti che vengono, le cui produzioni si hanno direttamente in questa azienda. Mi permetta di sottolineare un altro aspetto fondamentale, e lo si capisce dalle parole della signora Nicoletta Zago, che la dignità con la quale questi lavoratori hanno affrontato questo momento di crisi, il senso di responsabilità e un po' l'atteggiamento che hanno sempre avuto, li porta veramente ad essere un esempio simbolo nei contenziosi collettivi. Devo dire che c'è in un certo qual modo anche il piacere di incontrarli, io l'ho detto anche a loro, perché a differenza magari di altre realtà dove si è fatto tanto rumore, loro con molta dignità stanno facendo oggi il presidio di un'azienda di fatto abbandonata e sono assolutamente a fianco delle amministrazioni in questa battaglia, che è una battaglia che è pirandelliana, cioè non ne vediamo una via di uscita, però siamo assolutamente a fianco ai lavoratori. Ma se l'accordo con Ghita dovesse saltare, c'è un'alternativa? C'è insomma un piano B, per esempio di riconversione dello stabilimento? Guardi, io spero proprio non salti, anche perché sarebbe una grande presa in giro. Qualcuno parla di scatola vuota, qualcun altro dice che dietro non c'è nessuno e altre cose del genere. Io credo invece che Ghita fino ad ora si è dimostrata interessata a portare avanti le trattative. Non conosco ovviamente nei minimi termini e nel dettaglio la trattativa, però abbiamo questi ultimi minuti, queste ultime ore per vedere se verranno pagati gli stipendi, perché comunque i lavoratori debbono avere il loro stipendio, e dopodiché vi ricordo che il termine ultimo fissato in venerdì, cioè domani, per avviare il progetto di capitalizzazione. Se così non fosse, si chiude purtroppo una partita dolorosa con Ghita, saremmo a fianco ai lavoratori per trovare un'altra soluzione. Però voglio ricordare che il piano industriale è un piano industriale positivo e non sta parlando di un'azienda decotta che non produce nulla.